iniziando con questa inaugurazione delle 4 nuove meridiane di quest'anno. Vi devo dire che per quanto riguarda la votazione, il 50% del peso della votazione è stato già fatto da parte di una commissione che ha visto le meridiane una settimana fa, composta da Anna Degernacht di Aiello, pittrice, Claudio Cecotti, astrofilo di San Giorgio di Nogaro, Eva Vicentini, insegnante di Aiello, Luciano Durisotti, fotografo di Udine, Marina Giorgi, insegnante di Pordenone, che è la portavoce della commissione, e poi quando faremo la premiazione più tardi anche lei esprimerà il suo giudizio per quanto riguarda il gruppo della commissione, e Marina Giorgi, architetto di Carlini. Loro hanno già votato, l'altro quindi con un peso del 50%, l'altro 25% il voto è stato dato tramite internet, mentre l'ultimo 25% del voto come voto popolare verrà dato da voi al termine proprio di questa nostra presentazione delle immagini per quanto riguarda le opere ioniche e per quanto riguarda anche gli autori che sono qui con noi. Quindi allora io inizierei subito, desidererei che venisse il primo autore, la meridiana numero 1, Marco Zuzzi di Codroipo, di Varmo, esattamente di Varmo, prima c'era, eccolo qua, un applauso all'autore della meridiana numero 1. E vorrei naturalmente proiettare le immagini, se vogliamo partire, ecco, magari vi elenco, torniamo qui, il primo progetto al servizio nel tempo, autore Marco Zuzzi di Varmo. Vediamo, direi di presentare l'autore e poi vediamo le immagini presentando anche l'opera. Allora, l'autore Eva presenta Marco Zuzzi. Fin da giovane Marco Zuzzi apprende da un artigiano le prime basi dei processi di tornitura e fresatura dei metalli, come l'alluminio, l'ottone e l'inox. Si diploma all'Istituto Malignani e dopo aver conseguito il diploma di perito tecnico meccanico, da Codroipo si trasferisce a Milano ad apprendere in un laboratorio di metalli le tecniche speciali di lavorazione come la brasatura, la fonderia, la galvanica e il cesello. Rientra in Friuli iniziando attivamente a operare nell'azienda di famiglia. Con il suo contributo l'azienda si amplia e si trasferisce in un grande capannone nella zona artigianale di Varno. L'azienda, nata con le fusioni di Arredo Sacro, oggi si è evoluta ed è all'avanguardia nel campo dell'incisoria, delle premiazioni sportive e della segnaletica. Tra le numerose commesse a incisione sparse su tutto il territorio regionale, Marco Zuzzi ha anche collaborato con artisti che si rivolgevano a lui per le lavorazioni di rifinitura delle opere artistiche di alta precisione. Con lo scultore udinese Luciano Ceschia ed il pordenonese Fiorindo Bacci ha perfezionato le fusioni di opere artistiche, in particolare di esclusive medaglie artistiche in bronzo. Con lo scultore della Santa Sede Vaticana Ernesto Lamagna, di fama internazionale, ha realizzato in incisione le figure delle porte in bronzo del Duomo di Rodi Garganico e San Severo in provincia di Foggia. La meridiana del credito cooperativo di Aiello, realizzata con metalli come l'inox o l'ottone, molto familiari ed uso comune nel quotidiano lavoro di incisore di Marco Zuzzi, rappresenta per lui la prima opera gnomonica di questo tipo. Bene, allora direi di suonare un breve brano, nel frattempo mettiamo un'immagine della meridiana, eccola qua.
Descriverà l'opera, cercheremo di farvi vedere un 3-4 immagini, non di più, perché non avevamo programmato di essere qui dentro il capannone, ma di andare a vederle dal vero. Allora, prego Marianna. La realizzazione della meridiana del credito cooperativo di Aiello si è ispirata a due storiche meridiane di fine Settecento, realizzate dall'astronomo pormonese Gian Giuseppe Barzellini. Una è presente sulla facciata rivolta a sud sul Duomo di Gorizia e l'altra sul Duomo di Cividale. Queste meridiane, come molte altre nel passato, fungevano da taratura degli orologi meccanici delle torri e dei campanili. Questi orologi meccanici erano molto imprecisi per la loro complessità di ingranaggi, di ferro e le naturali condizioni ambientali di variazione di temperatura. Staravano questi orologi di diversi minuti ogni giorno. Le meridiane erano gli strumenti solari che per secoli hanno permesso agli addetti al controllo degli orologi meccanici da torre di riposizionare correttamente le lancette. Le meridiane del Barzellini, di Gorizia e Cividale si caratterizzano per indicare sul quadrante, oltre al mezzogiorno solare, anche il tempo mezz'ora prima e dopo il mezzodì, frazionato ogni 5 minuti. Così, in caso di nuvolo al mezzogiorno, il controllo di verifica si ampliava di 60 minuti. Il tempo della meridiana della banca lo fraziona con spazi di 10 minuti, un'ora prima e dopo il mezzogiorno. La presente meridiana, costruita con metalli pregiati come l'ottone e l'inox, si caratterizza anche per la forma dell'ognomone, che ha la figura del logo della banca. Quando esso è illuminato dal sole, la sua ombra si staglia sul muro e sul quadrante solare, ricordandoci che ci troviamo al credito cooperativo di Aiello. Un grazie a nome del Circolo Culturale Navarca a Marco Zuzzi per l'impegno e la disponibilità dimostrata nella realizzazione dell'opera. Un applauso all'autore. Io vorrei invitare un rappresentante del credito cooperativo di Aiello a consegnare la targa, mi auguro che ci sia, altrimenti facciamo consegnare la targa dall'insegnante Marina Giorgi, componente appunto la commissione degli esperti. Ecco qua. Consegna la targa, tra l'altro Marco Zuzzi realizza le targhe e si è realizzata anche la sua. Bene, essendo avanti. Allora grazie Marco, e direi di proseguire. Adesso passiamo alla seconda meridiana. Si trova nel borgo della Moraviglia.
Moravizza di Aiello, vedete qua scritto Mattia Bagolin di Ruda, che invito a venire qua vicino a me così tutti avete modo di poterlo vedere. Allora ecco un applauso a Mattia Bagolin di Aiello. Allora sentiamo Eva che lo presenta. Mattia Bagolin nasce a Palmanova nel 1977. Fin da piccolissimo apprende da suo padre la passione per l'intaglio, la forza e la potenzialità della sgorbia. Frequenta, diplomandosi nel 1996, l'Istituto Statale d'Arte di Udine. Dopo l'esperienza dell'Istituto d'Arte, frequenta corsi e laboratori d'arte per apprendere il difficile mestiere del restauro. Studia e approfondisce le antiche tecniche pittoriche, pigmenti, terre, patinature, policromie e dorature del legno. Ha fatto sue e ha saputo accostarle alla modernità delle forme. In parallelo ad una attuale attività di restauratore, intagliatore e doratore, porta avanti progetti di pittura e scultura. Ora è titolare insieme al fratello del laboratorio d'arte e restauro Bagolin di Ruda, dove si eseguono interventi di restauro ligneo, restauro dipinti, intaglio, scultura e doratura del legno. Da anni, oltre al lavoro in laboratorio, insegna tecniche di restauro e intaglio del legno alla Galleria Artemisia sita in Mortegliano. Bene, un applauso all'autore e un brano di buon augurio anche a questa meridiana della Moravizza. Ci sono ancora delle sedie davanti, chi volesse, ci sono una decina di posti, se volete sedervi ben volentieri, così date la possibilità anche a chi è dietro di poter vedere. Le meridiane a riflessione sono costruite sulle pareti poco soleggiate. Il loro funzionamento è garantito da uno specchietto opportunamente collocato che riflette una macchia solare sulla meridiana. La meridiana di Casa Paviot è definita vera meridiana perché segna solo l'istante del mezzogiorno. Mezzogiorno solare locale, linea rossa verticale. Mezzogiorno del fuso pari a 7 primi e 38 secondi, linea verde inclinata. Mezzogiorno civile, linea curvatigia a forma di elica, chiamata lenniscata. Per consultare su
sulla meridiana al mezzogiorno civile, ora dell'orologio, bisogna attendere il momento in cui la macchia solare sovrasta la linea della lemniscata, la linea a forma di elica, come detto nel periodo di riferimento. Con l'ora legale, naturalmente, bisogna sommare un'ora. Le date indicate sulla lemniscata rappresentano un calendario solare zodiacale. Quando la macchia di luce sovrasta la lemniscata, con buona approssimazione, ci permette di conoscere anche il giorno dell'anno in cui stiamo consultando la meridiana. L'immagine dipinta sulla meridiana riproduce la borgata della Moravizza, oggi via Cavour, così com'era negli anni 60, con l'asilo e l'ex Enal sulla sinistra, la bottega di Tavian sulla destra e centralmente l'edificio delle scuole elementari con il Quintas Quellis. Un grazie a nome del Circolo Culturale Navarca a Mattia Bagolin di Ruda per l'impegno e la disponibilità dimostrata nella realizzazione dell'opera. Bene, allora inviterei Ennio Corte, ex consigliere della provincia di Udine, il nostro concittadino, a consegnare la targa di ringraziamento a Roberto, a Mattia Bagolin. Bene, ecco qua la consegna della targa a Mattia Bagolini da parte di Ennio De Corte, consigliere della provincia di Udine, il nostro concittadino, consigliere centro. Ecco, che ho precisato. Bene, un bel applauso allora di nuovo e proseguiamo con l'inaugurazione della terza meridiana e vorrei chiamare Roberto Brandolin di Aiello, che anche, eccolo qua, no? E ci presenta, e adesso passiamo, che ha realizzato la meridiana su Casa Mafalda, che ha il nuovo nome della nostra casa di riposo. Autodidatta per necessità e per scelta di vita, ha partecipato a personali in numerose località della regione, ottenendo riconoscimenti e apprezzamenti da parte della critica. Nel contesto della Fiera di San Carlo, lo scorso autunno ad Aiello, Roberto Brandolin ha presentato una ventina di sue opere, ottenendo consensi e congratulazioni dal numeroso pubblico che l'ha visitata. Per ben 2 volte Roberto Brandolin ha realizzato le illustrazioni a tema per il calendario del periodico locale Sottaltor. Nel 2005 ha dipinto 12 borgate di Aiello e nel 2006 ha sempre dipinto con pastelli colorati per i mesi dell'anno 12 tra ponti e pompe di Aiello. La pittura per Roberto Brandolin è uno scandaglio di ricordi ed emozioni che percepisce nei momenti quotidiani della vita. Per esprimere queste emozioni nella sua pittura adopera il contrasto dei colori e ombre segnati con spatola e pennelli che creano quasi una continuità visiva fra sentimenti e realtà. Le tecniche che Roberto Brandolin utilizza sono i colori ad olio, le tempere, gli acquarelli ed i pastelli. Queste tecniche sono scelte in base alle sensazioni del soggetto che l'autore vuole realizzare. Per Roberto Brandolin è la prima esperienza di pittura su muro di una meridiana. Bene, grazie Eva, e allora una sonata di buon augurio anche per questa meridiana di Casa Mafalda.
dalla sua fondazione ad una benemerita aiellese, la signora Mafalda, che nella sua vita ha vissuto e lavorato indefessamente e poi per altri lunghi anni ha collaborato con il volontariato aiellese per unirsi oggi alle persone anziane ospiti della casa di riposo. Per l'occasione la cooperativa La Sisile, che gestisce la struttura, oggi chiamata per l'appunto Casa Mafalda, ha voluto ricordare la ricorrenza, realizzando un libro di testimonianze delle persone ospitate in casa di riposo e questa bella meridiana. La meridiana è coronata da un rampicante sempreverde, nascosta tra le foglie una civetta, simbolo della notte, mentre delle rondini volano verso il loro nido. Altre 2 rondini sono appoggiate sul bordo esterno della meridiana. Su questo quadrante solare sono state riportate anche le curve che indicano i periodi dell'anno in cui il Sole entra nel segno zodiacale di riferimento. Quando la meridiana è illuminata dal Sole, la punta dell'ombra dello stilo lambisce le curve nei vari periodi dell'anno. Ad esempio, il giorno del solstizio d'estate, 21 giugno, la punta dell'ombra dello stilo lambisce la curva inferiore del quadrante solare. Al 21 dicembre, invece, giorno del solstizio d'inverno, lambisce la curva superiore del quadrante solare e così vale per tutti i vari periodi dell'anno indicati. Un grazie a nome del Circolo Culturale Navarca a Roberto Brandolin di Aiello per l'impegno e la disponibilità dimostrata nella realizzazione dell'opera. Allora vorrei invitare anche il sindaco e la vice sindaco che diranno 2 parole, ma anche il presidente, signor Mauro della Sisile qua, no? Allora anche la signora Valle, Livia Valle, che così ci dice 2 parole in merito alla intitolazione della casa di riposo. Ecco, è stato anche merito del gruppo La Sisile se si è potuto fare questa meridiana. Allora, prego. Ecco, solo 2 parole per parlarvi della nostra casa di riposo, Casa Mafalda. La signora Mafalda ha ereditato il posto di lavoro dalla sua mamma tantissimi anni fa ed è rimasta sempre lì, ha lavorato sodo e poi, quando è stato il momento della pensione, ha continuato a rimanere e ad abitare nella casa di riposo, ma ha lavorato sempre ancora, perché quando qualcuno stava poco bene assisteva, dava una mano e fino a pochi anni fa faceva tutti i servizi di medicina in farmacia, andava in posta, faceva tante piccole commissioni. Ecco, questo è stato il nostro modo di ringraziarla per tutto quello che ha fatto durante la sua vita. Grazie, soprattutto grazie alla signora Mafalda. Allora il sindaco Roberto Festa consegna la targa di ringraziamento da parte nostra. Vedete anche il bel motto: il tempo passa, l'amore resta. Il tempo passa, l'amore resta. Ecco, di buon auspicio soprattutto per tutti quelli che vivono nella casa di riposo, oggi Casa Mafalda di Aiello. Grazie all'autore Roberto Brandolin di Aiello, grazie molte. Benissimo, grazie. Allora passiamo alla quarta ed ultima meridiana nel concorso di quest'anno e io vorrei invitare le 3 persone che abbiamo: la bambina Beatrice delle Vedove di Ioannis, abbiamo Elena Cossetto di Romans di Sonzo che ha dato una mano a questi 2 ragazzi della scuola San Giovanni Bosco di Aiello. Roberta Ungaro, vieni Roberto. Don Giovanni Bosco, bravo, molto preciso Roberto. Allora prima di iniziare vi devo spiegare che la volontà della Fondazione De Senibus di Ioannis aveva questa intenzione di realizzare la meridiana in un progetto più ampio anche di ristrutturazione
l'elevazione dell'edificio e di posa dei pannelli fotovoltaici, quindi legato al sole. Hanno fatto un bellissimo concorso dove hanno partecipato molti alunni delle scuole del secondario, sono arrivati quasi 100 disegni, poi di questi 100 disegni una trentina sono stati selezionati e presentati alla festa del patrono di Ioannis, alla festa di Sant'Agnese il 27 di gennaio. E hanno votato oltre 250 persone e hanno eletto un disegno vincitore di Roberto Ongaro. E poi un applauso naturalmente per lui. E poi è stato anche scelto un motto tra i tantissimi motti presentati, quello di Beatrice delle Vedove, di Ioannis lei e Roberto di Aiello. Una mamma che ha il bambino nella scuola De Senius di Ioannis, la signora Elena Cossetto di Romagnes, invece ha dato una mano a dipingere questa meridiana. Allora presentiamo questi autori. Gli alunni Roberto Ongaro di Aiello e Beatrice delle Vedove di Ioannis hanno quest'anno 11 anni e frequentano la classe quinta della scuola primaria di Aiello. Stimolati dalla loro insegnante di arte e immagine a partecipare al concorso indetto dalla Fondazione De Senibus, con entusiasmo si sono impegnati, come tra l'altro tanti altri alunni, a dipingere su un foglio A4 con su disegnato le sole linee del quadrante solare, la loro meridiana. Le numerose opere presentate al concorso spaziavano con pitture di paesaggi, di cieli nuvolosi e sereni, disegni di grandi soli, ma anche case, animali, trattori, prati con tanti fiori. Tanti sono stati anche i motti originali, molti di questi erano scritti in friulano. Le 250 persone che hanno votato alla festa di Sant'Agnese hanno scelto il disegno di Roberto Ongaro di Aiello e il motto di Beatrice delle Vedove di Ioannis. La mamma del bambino Elia, che frequenta l'asilo di Ioannis, la signora Elena Cossetto di Romans di Sonzo, ha dato la sua disponibilità a riportare sul muro dell'asilo il disegno ed il motto più votati al concorso. Elena Cossetto, mentre realizzava sul muro la meridiana, ha seguito nel dettaglio i suggerimenti dei due giovani autori, che sono saliti anche sull'impalcatura ad aiutare la pittrice ed a controllare da vicino che l'opera venisse fatta seguendo i loro personali consigli. Allora un applauso ai nostri autori e un brano benaugurale anche a questa meridiana di Ioannis, dell'asilo di Ioannis.
popolare Una Meridiana per l'Asilo, organizzato dalla Fondazione De Senibus di Ioannis e svolto nel contesto della Fiera di Sant'Agnese il 27 gennaio scorso, ha eletto il disegno raffigurato nella Meridiana che vedete su queste gigantografie. Al concorso hanno partecipato un centinaio di bambini della scuola dell'infanzia e di primo grado del circondario. Sul disegno più votato, di Roberto Ongaro, vediamo un cielo con alcune nubi ed un timido sole, mentre un bambino vola sollevato da un palloncino con su scritto "Viva l'asilo". Il motto scelto dal giudizio popolare è stato scritto in lingua friulana da Beatrice delle Vedove e recita: "Zuia in compagnia è sempre un'allegria". Giocare in compagnia è sempre un'allegria. Un reperto archeologico dell'antica città di Aquileia, incastonato nel muro e avvolto dal disegno della Meridiana, rivive l'antico splendore nel tempo di oggi, sotto l'ombra dell'ognomone della Meridiana. Un grazie a nome del Circolo Culturale Navarca ai 2 alunni della classe quinta di Aiello, Roberto Ongaro e Beatrice delle Vedove, per la loro bravura a vittoria al concorso Una Meridiana per l'Asilo di Ioannis. Un grazie anche alla pittrice Elena Cossetto di Romans di Sonzo per il suo supporto pittorico della Meridiana. Applauso a loro. Io vorrei invitare l'avvocato Michele Formentini sempre, ecco, alla consegna delle targhe di ringraziamento ai 2 alunni e alla signora Elena. Bene, allora consegniamo il primo alla ragazzina, ecco a lei, no? La consegna della targa a Beatrice delle Vedove di Ioannis, e poi abbiamo Roberto Ongaro, ecco, della classe quinta della scuola Don Giovanni Bosco di Aiello, come anche Beatrice, e alla signora che è stata, signora Elena Cossetto, che è stata molto disponibile a dare una mano a questi 2 autori che sono stati premiati dalla votazione durante la festa di Sant'Agnese. Benissimo, allora adesso abbiamo visto le opere, no? E direi a questo punto di fare le votazioni.